prova, microfono, prova. Non penso possiate applaudire o urlare di più. Sappiate che da qua si sente tutto. Oh! Mettetevi lato e basta. Vai, Freddy ti reclamano, vai a dare una mano perché Gaspa ha detto che non è abbastanza furbo per poter fare una roba del genere. Mi hai spiegato i punti? Come tenere i punti? Sì. E il tempo? Bene, buonasera a tutti e benvenuti a Padova Urbano alla 16ª giornata del campionato Under 19 Eccellenza che vede i padroni di casa Virtus Padova affrontare la Reyer Venezia. E partenza decisa per i padroni di casa che dopo una buona difesa trovano 2 punti di Camara in contropiede e subito a rifarsi la squadra Oro Granata con 2 tiri liberi a segno che riportano il punteggio in parità. Adesso è Marchetta a gestire l'attacco nero-verde, tiro sbagliato, rimbalzo e corsa in transizione, ma piede sulla linea e sarà rimessa ancora della Virtus. Buona difesa nero-verde. Questa sera non ci sarà il solito telecronista Martino Gasparri perché è in panchina con i ragazzi e con l'allenatore Alberto Garon. Ci saremo io, Mario Visentin e Nicolò Sirimarco a intrattenervi. Intanto Guevara con 2 punti al tabellone e subito Iannuzzi nell'altra metà campo a subire il fallo sul tiro e a guadagnarsi altri 2 tiri liberi. Iannuzzi, giocatore di gran fisicità, sicuramente uno dei più da tenere d'occhio stasera in questa partita. Primo cambio della partita, entra Tommaso Pilone al posto del capitano nero-verde Bettio. Questo ambiente nuovo del ripitturato palazzetto di Rubano, si respira una bella aria, un po' di pubblico, adesso la partita inizierà un po' a scaldarsi. 2 su 2 ancora per Iannuzzi. Si riparte con l'offensiva nero-verde. Gioca Mara al ferro, 2 punti mano destra, sua specialità. Ottimo. Un attimo di difficoltà qua, prima esperienza da telecronisti nostra, quindi scusateci con un attimo di ritardo sulla partenza. Adesso ci siamo però. Ma quel che si può d'altronde, no Mario? Si fa sempre il possibile, assolutamente. Buona difesa dei padovani sotto canestro, poi però concede un rimbalzo in attacco e 2 tiri liberi immediati. Partita molto fisica e soprattutto per la squadra ospite che presenta davvero grandi individualità atletiche e fisiche. Corato sulla linea del tiro libero, primo a segno. Secondo tiro libero, assegna anche questo e ritorna ancora in parità il punteggio. Pressione a tutto campo. Una storia divertente, sentiamo. Ci ho giocato contro, allenando da assistente un under 16 CSI, quando lui era ancora tipo 2 anni più piccolo e faceva il campionato
quel campionato là ed è bello vedere come crescono questi ragazzi. Sì, quando certo, si dedicano perché a questa loro passione. è vero, Corato arriva da un'altra squadra di Padova, invece Reyer da solo 2 o 3 stagioni, sta facendo un gran percorso di crescita. Qui intanto si riparte dopo un'ottima difesa Virtus, fallo subito da Marquette. Adesso sarà rimessa dal fondo nero-verde. Uscita Camara, ha spazio, arresto e tiro da 2 punti a bersaglio per lui. Situazione di zipper invertito per portare un esterno spalle, col vantaggio fisico contro Marquette, fallo e vale. 2 punti ancora e ennesimo tiro libero per la squadra ospite. Fisicità di Eramo, classe 2007, si fa sentire subito su Marquette che prende posizione spalle e riesce a guadagnarsi il canestro oltre al tiro libero aggiuntivo. Tiro libero a bersaglio, vantaggio di un solo punto per la squadra di casa. Riparte con la palla Guevara, giocato il pick and roll laterale, show aggressivo della difesa. Altro pick and roll, Guevara split la difesa, scarico per Pilone. Buona difesa di 1 contro 1 di Iannuzzi. Un altro tentativo di tiro, dopo l'errore di Padovani prende il suo stesso rimbalzo e si conquista 2 tiri liberi. Giocata di voglia di Padovani che dopo aver mancato la misura dal tiro dall'angolo, anche con lo scadere dei 24 secondi, riesce a recuperare il rimbalzo e a trovare il fallo sul tiro. Primo bersaglio per lui, che ieri alla partita della prima squadra in Serie B ha messo a tabellini i suoi primi punti della stagione. Ancora sbaglia il tiro, prende il suo rimbalzo, purtroppo partendo un po' troppo presto e commettendo invasione. Sarà rimessa laterale per Reyer. Favaretto a gestire il pallone. Situazione di Iverson screen e cross screen per portare Macri spalle contro Padovani. Bel taglio dal lato debole di Corato. Gran difesa di Pilone che contesta 1 e 2 volte per poi concedere un rimbalzo in attacco ancora a Macri, che si guadagna 2 tiri liberi. 2 grandi gesti atletici di Pilone, purtroppo non sono bastati però a fermare l'attacco Oro Granata. E sarà l'ennesimo giro in lunetta per la squadra ospite. Tommy carico. Con quei pistoni, si sa che salta Tommaso. Le molle e i razzi di Pilone. Macri a bersaglio sul secondo tiro libero. Si riparte, attenzione sempre alla pressione superata adesso da Padova. Camara trova lo scarico in angolo, Padovani in fiducia, errore e rimbalzo di Corato. Riparte in transizione Reyer, 1 contro 1. Eramo arriva il ferro, sbaglia, toccata da Macri a rimbalzo, 2 punti. Poi Favaretto subito pronto, ruba una palla sulla rimessa e Corato in 1 contro 2 o contro 3 riesce lo stesso a trovare il contatto favorevole e a guadagnarsi altri 2 tiri liberi. Difesa di Padova un po' troppo leggera sui contatti, un po' troppo, come si può dire, un po' troppo superficiale forse queste situazioni. Potrebbe va là che vai bene. Va là che vai bene, potrebbe avere un po' più di concretezza in queste ottime difese che però non riesce a portare a casa per un piccolo dettaglio finale, un vero peccato. Assegna anche il secondo tiro libero. Segna anche il secondo, sta tirando davvero bene in questo inizio di partita Reyer, che ha già tirato 9 tiri liberi segnandone 8. Situazione di pick and roll tra esterni, Guevara fino al ferro, giocando molto bene sugli spazi Pilone, gli toglie il difensore di aiuto. Poi in un tentativo di 1 contro 1 di Favaretto, Marquette tocca la palla per poi però
carambolare di nuovo sulle mani del playmaker Oro Granata e quindi la rimessa sarà Virtus Padova. Altro cambio per Padova, entra Paoletti, esce Padovani, mentre per Reyer esce Eramo e entra il numero 45 Barbero. Subito a difendere Marquette sulla palla, altro show aggressivo sul pick and roll, toccata dalla difesa in maglia rossa, sarà rimessa ancora laterale per Virtus Padova. 9 secondi solo per arrivare al tiro. La palla arriva a Camara in punta, situazione di blocco lontano dalla palla per Marquette. Camara ne approfitta per un isolamento, arrivare al ferro di mano sinistra. Altri 2 punti per lui. Attenzione, prende posizione spalle Corato. Ancora situazione di 1 contro 1, buone spaziature per Reyer, ottima difesa sulla palla di Virtus, arriva il ferro Corato e vola sopra la testa di Pilone per appoggiare con un altro fallo sul tiro. Canestro convalidato e Pilone, nonostante gli ottimi sforzi in difesa, purtroppo con questo fallo dovrà accomodarsi in panchina. Entra classe 2008 dalla panchina col numero 18, 16, non si vede bene da qua, adesso ve lo dico, numero 18. Altro cambio anche per Reyer, esce Iannuzzi ed entra col numero 64 Bonivento, esordio anche per lui in questa partita. Altro libero a segno, Marquette a gestire il possesso. End off con Camara che attacca subito Recek e si guadagna il fallo. Quarto fallo adesso per la squadra ospite che dal prossimo sarà in bonus. Buon momento per provare a giocare qualche 1 contro 1. Sicuramente Virtus è una squadra che punta molto su queste situazioni di isolamento con Camara, con Marquette, Cavana e lo stesso Guevara. Altra situazione di blocchi lontano dalla palla, la difesa cambia in emergenza, c'è un mismatch, palla persa però sulla penetrazione da Marquette e contropiede Reyer che ne firma 2 e porta la sua squadra sul +4. Riparte subito Guevara, step back da 3 punti, a segno! Mamma mia! E bravo il nostro Aaron. Bravo Aaron, canestro pesante, no, non facile in transizione dopo aver subito contropiede. Un pizzico di swag. Un pizzico di swag. Cambio aggressivo della difesa, mismatch palla canestro, esce la palla per il tiro da 3 punti, a segno e subito Barbero 3 punti sul primo tiro della sua partita. Altra situazione, ghost screen tra esterni, Camara trova lo scarico in mezzo a 2, non viene controllata la palla dal suo compagno di squadra. Altra transizione, Reyer toccata però con il piede da Bonivento che perde palla. Si riparte, possesso nero-verde, sotto di 2 lunghezze. Altra situazione di end off per giocare il top pick and roll. Difesa Reyerina collassa in area, la palla esce, Camara 1 contro 1, step back laterale, il tiro però è corto, rimbalzo di Macri e con un po' di inesperienza, classe 2008, spende un fallo a rimbalzo in bonus e nella foga del momento arriva anche un tecnico alla panchina nero-verde. Saranno quindi 3 tiri liberi totali per gli ospiti. Tiro libero del tecnico, tirato da Favaretto e a segno. E invece Macri si prepara a tirare 2 tiri liberi per il fallo subito a rimbalzo. Buono il primo, continua a tirare con ottime percentuali Reyer
e soprattutto in gran quantità dal tiro libero. Buono anche il secondo. Palla viene rimessa in gioco per gli ultimi 3 minuti di questo primo quarto. Ancora situazione di end-off, difesa molto aggressiva. Marquette scivola la palla dalle sue mani. Rischio di fallo enorme per la difesa virtussina, non fischiato dagli arbitri. La palla passa per il post basso, esce ancora. Buona rotazione della difesa. Tiro preso un po' di fretta e sbagliato. Adesso un importante attacco nero-verde che dopo un paio di azioni finite con palla persa o tiri un po' forzati deve riuscire a creare qualcosa di più. Intanto si alza dalla panchina Reierina al numero 63. Zanchetta entra in campo al posto di Corato. Chi sarà per te l'X Factor oggi? Ah, è vero, non abbiamo ancora valutato l'X Factor della partita. Hai ragione. Abitudine ormai. Abitudine di ogni telecronaca a citare il giocatore più di impatto, secondo noi, per questa partita. Allora, ovviamente per quelli che conosciamo, in casa virtussina, io proverei con un Camara. Sì, nonostante abbiamo già visto 8 minuti, quindi ormai è un po' più facile fare l'X Factor. Però intanto la previsione per il resto della partita. Tu cosa mi dici? Io ti suggerisco un... Pensaci bene, X Factor. Sono un suo grande fan, quindi dico Cavana. Cavana, attenzione. Bene, abbiamo i 2 nomi. Tanto con un altro strappo e un'altra bomba in transizione, Reyer si porta sul più 10 e Coach Garon è obbligato a chiamare immediatamente time out per provare a fermare la carica oro granata. Partito molto bene Corato con ottime situazioni sotto canestro di energia e fisicità pura che gli hanno fatto guadagnare i suoi primi 9 punti con 7 su 7 dal tiro libero e 1 su 4 da 2. E sicuramente è una fisicità importante, difficile da contenere. Nell'altra metà campo invece però si è distinto Camara e Guevara con 8 punti e 7 rispettivamente. Scusiamo per le difficoltà tecniche, ma oggi la telecamera fa le bizze. Il bello della diretta, no? Anche qualche imprevisto. Camara sbaglia il pull-up jumper dalla media. Riparte Reyer cercando McLean post basso, ottima difesa però a negare la ricezione. Arriva il cambio sul pick and roll, altro mismatch, 1 contro 1 del recupero. Il tiro non va, rimbalzo in attacco di McCree che però guadagna altri 2 tiri liberi. Un po' distratti a rimbalzo. Sta per entrare il mio X Factor intanto. Ah, sta per entrare il tuo X Factor, ok. Siamo pronti al confronto allora. Entra col numero 7 Alessandro Cavana per Paoletti. Un quintetto un po' meno fisico, spunterà sicuramente un po' più sul giocare di rapidità e percentuali da 3 punti. Coach Buffo sulla panchina intanto risponde preparando Natale sul cubo dei cambi che dà un giro a McCree dopo il 2 su 2 i tiri liberi. Si riparte, proprio Cavana a gestire il pallone. Buona lettura di Marquette sulla difesa aggressiva.
Ottimo taglio flash di Marquette che si libera per i 2 punti. Bravo Isacco. Molto bravo Isacco, ma molto bravo anche il lungo padovano a tirare tutta la difesa su se stesso e liberare lo spazio per il compagno che ha tirato con gran spazio. La palla arriva in posta Natale. Si gira sul fondo, stoppata Mamma mia, sulla il mano numero 18 destra. nero-verde. Mamma mia. Si riparte, Cavana 1 contro 1, si infila in mezzo alla difesa, stoppata però in recupero del numero 45 che riparte in contropiede, fa volare la palla e sono 2 punti in transizione prima che la difesa potesse schierarsi Isacco pull up di Bonivento. Marquette col marchio di fabbrica. Lo dissi o no? Easy pull up mano Te lo- sinistra, te lo sempre dissi o dentro. Lo sappiamo, lo sappiamo. Si riparte, ancora cercato il post di Natale, non arriva, urlando, scusate. La palla esce, extra pass. 1 contro 1, sbraccia però. E buona difesa Virtus che recupera il pallone con il fare un attacco subito da Marquette. Vorrei fare anche un plauso al numero 18 nero-verde perché ha veramente difeso, non protagonista difensivo di questa azione, ma ha difeso comunque molto bene. Assolutamente, assolutamente da notare. Si riparte, ultimi 30 secondi di questo quarto per provare un po' a ritirare l'inerzia dalla parte della squadra di casa per terminare in salita il quarto. O no, Ruzza, dico bene? Bravo. Ruzza è bravo perché mi dà sempre ragione, qualsiasi cosa dica, che è importante. Giocatore under 15 eccellenza, Francesco Ruzza. Sempre La sua da compagnia citare ogni è volta che si sempre- può. è sempre apprezzato. Certamente, assolutamente. Sempre motivo di sorrisi. Lui e le sue triple. Primo in campionato. vorrei Intanto sottolineare. un giro per Giovanni Camara e entra Pietro Bedin dalla panchina. Anche Pietro Bedin difensivamente secondo me potrebbe essere un bel Sarebbe stato il mio secondo nome come X Factor, però Anch'io ci ho però pensato. per oggi no. Vediamo, vediamo. È ripartito in situazione Iverson, set pick and roll, si arriva poi al top pick and roll. Ancora show aggressivo che poi diventa un cambio per Natale. Si aprono gli spazi, la palla esce, Cavana, flyby, palleggio, tiro, 3 punti! Pochi secondi sul cronometro, Eramo se ne accorge, poi forza un tiro all'ultimo che non prende il ferro. Ottimo finale di quarto per la squadra di casa che si riporta a 2 possessi pieni di distanza dopo essere stata sotto di anche 10 lunghezze. Una breve pausa per noi. Eccoci tornati. Eccoci di nuovo qua. Eccoci di nuovo qua, sempre qua, dove vuoi che andiamo? Stiamo qua. E Reyer rientra in campo. I 5 schierati da coach Buffo sono Iannuzzi, Macri, Corato per alzare un po' la fisicità, seguiti da Favaretto e Zanchetta, mentre
per la Virtus rientrano Cavana, Guevara, Marquette, Bedin e Zefi. Si riparte, possesso nero-verde. Ancora situazione di Iverson, giocato il side pick and roll, difesa sempre aggressiva, per poi giocare in altre situazioni lontano dalla palla. Non è creato nessun vantaggio. Guevara inventa di spirito di iniziativa e si trova i 2 tiri liberi. Guevara oserei dire sgusciante in questa azione. Sinuoso e sgusciante. Descrizione perfetta. Vero? Nient'altro da aggiungere, guarda. Primo tiro libero a bersaglio. E 2 su 2. Adesso molto importante questa difesa per provare poi a riaccolciare ulteriormente le distanze. Situazione di uscita, Iannuzzi trova spazio, tiro da 3 che però esce, rimbalzo in attacco e altri 2 tiri liberi in arrivo per Macri. I 2 lunghi di Reyer stanno dominando sotto il tabellone offensivo. E primo tiro libero sbagliato, solo il secondo errore per Macri che fino adesso era 5 su 6. Secondo infatti a segno per portare sul 6 su 8 la sua percentuale del tiro libero. Poi di difficoltà a superare la pressione, superata adesso. Non manca molto ma si gioca sul vantaggio creato nella prima metà campo. Bedin attaccando il recupero, subisce il fallo di Iannuzzi. Giocato molto bene sulla difesa in recupero. Rientra Giovanni Camara per dare un giro a Marquette. Per un momento mi è sembrato che Macri si fosse fatto male, ma per fortuna non è successo nulla. Era tenuto la caviglia, ma un piccolo colpo evidentemente. Azione blocco cieco uscita, giocata molto bene da Cavana che legge la difesa in anticipo. Giocato il top pick and roll per lui contro la difesa aggressiva, trova lo scarico a Camara, tiro corto sul primo ferro, toccata a rimbalzo, controllata però da Iannuzzi che riparte portando sulla palla. Corato punta, mano destra virata, trova il difensore Virtus sulla strada, probabilmente leggermente in ritardo e commette fallo ancora sul tiro. Peccato, buona idea, ottimo aiuto, leggermente in ritardo sulla tempistica. Gran movimento di Corato che con un palleggio soltanto raccoglie in spin move e si trova a tu per il ferro, fermato solamente mandandolo in linea del tiro libero. Esce il numero 18 e entra col numero 11 Padovani per dare un giro al classe 2008 che aveva tenuto testa alle fisicità reierine fino adesso. Ancora contro la pressione, arriva il mismatch per Camara contro Corato, un serie di esitazioni per il palleggio del tiro mano destra e 2 punti dal mezz'angolo. Anche qua c'era swag. C'era un po' di swag? L'abbiamo visto. Cambio aggressivo di Guevara, rischia un fallo. Iannuzzi attacca sul ricciolo, tiro sbagliato, un paio di tocchi a rimbalzo, Macri, altro tiro sbagliato, toccata alla fine sulla gamba di Bedin, sarà rimessa dal fondo Reyer. Vero incubo sotto il tabellone per Virtus che non solo difficoltà fisica ma anche un po' di sfortuna perché la palla carambola sul piede del giocatore nero-verde che era dentro lo smile pronto a prenderla a rimbalzo. Favaretto senza ritmo, tenta la tripla che non va. Camara prova a accelerare a tutto campo. Primo tempo allungandosi, mano destra e sopra le mani e le leve di Corato appoggia il tabellone. Corato con un passaggio un po'
po' fuori misura, un po' rischioso, però controllato da Favaretto. Situazione di pick and roll, Iannuzzi vuole attaccare il mismatch, non viene servito, si prova ad andare spalle sul vantaggio fisico, Macri mano sinistra, errore, Corato corregge, rimbalzo. Pulizie del tabellone per Corato. Arriva lo show. Buona palla, spalle per Padovani che poi gioca il grenade end off e Guevara subisce il fallo. Arriva un cambio della squadra ospite, esce Zanchetta e rientra Barbero. Camara, top pick and roll, Guevara con la partenza Stampede che gli piace tanto, alza la parabola ma non riesce a trovare la giusta misura per buttarla dentro. Corato ancora 1 contro 1, mano destra, lo scarico, Favaretto prova l'isolamento, Bedin intercetta con una padellata sulla palla. Poi difficoltà poi a superare la metà campo, ancora pressione Reierina, palla che arriva poi a Camara, può giocarsi ancora l'isolamento, si infila tra 2 difensori buttandosi indietro, tiro fuori misura, toccata da Bedin ma controllata da Favaretto che riparte, scarico, Macri, extra pass, vuole giocare col vantaggio fisico Barbero, subisce il fallo ma sbaglia per pochissimo il tiro da sotto. Puoi spiegare velocemente per gli ospiti a casa la partenza Stampede? Ah certo, assolutamente, intanto mi perdo usare qualche termine, magari tecnico. Partenza Stampede, movimento che piace molto fare Aaron Guevara, è un movimento che si fa quando si riceve la palla e invece di arrestarsi, guardare il ferro, la si butta giù ancora prima di arrestarsi e si riesce a prendere un gran vantaggio se il difensore è in ritardo e sta recuperando. Qui l'arbitro assegna un fallo antisportivo invece che un fallo normale sul tiro di Barbero, che quindi oltre ai 2 tiri liberi terrà il possesso della palla. Guevara sostituito dal numero 44 Carraro, fa il suo primo ingresso in campo. Buono il primo tiro libero. Non ho capito questa decisione dell'arbitro. Non so. Probabilmente ha valutato che non era stata cercata la palla sul contatto di Guevara. Buona che il secondo tiro libero sarà rimessa Reyer nella metacampo offensiva. Blocco cieco e screen the screener. Iannuzzi con spazio, errore. La palla finisce in mano a Macri, che poi gira attorno a Padovani e appoggia di mano destra tabellone. Sulla pressione di Favaretto, Carraro si fa toccare il pallone, contropiede, Corato affonda con 2 mani. Coach Caron utilizza il suo secondo time out immediatamente per fermare la cavalcata oro-granata. Queste situazioni dove si alza un po' la fisicità, necessario saper gestire la pressione, sia chi porta palla che i compagni che devono assolutamente dare una mano. Virtus qua ha trovato un attimo impreparata in questa situazione e questa palla persa velenosa finisce con un contropiede e schiacciata a 2 mani pesante. Dunk in inglese. Dunk in inglese. Altri termini tecnici da imparare. Abbiamo anche Riccardo Gasparon che ha partecipato al dunk contest del torneo Malaguti recentemente, che commenta la schiacciata di Corato
Dice che le sue sono migliori, però non so se ci credo perché non gliele ho viste fare. Un po' di carica per i giocatori neroverdi, rientrano in campo sapendo che la partita è ancora tutta ampiamente da giocare. Ancora situazione di pressione sulla palla, arriva il raddoppio, se ne libera Carraro che poi gioca sovranumero, palla in angolo, Padovani, tiro aperto, corto leggermente sul primo ferro, toccata da Pilone ma controllata da Macri. Riparte in transizione Reyer, Virtus si accoppia velocemente, giocato il pick and roll con Macri, trovato in angolo Corato, tiro da 3 punti aperto, lungo, rimbalzo catturato da Iannuzzi che poi di fisico arriva sotto il ferro, rimbalzo suo, errore, rimbalzo ancora e 2 punti. Riparte subito Carraro, cerca un po' di ordine la Virtus, poi Cavana vede uno spazio che però viene chiuso da una stoppata evidentemente non vista dall'arbitro, perché la palla è andata corta di 1 metro e ha proprio fermato la sua rotazione in volo, quindi per quanto Cavana sia risaputo che tira senza far girare la palla, ma in questo caso è stato causato dal tocco del difensore, non visto dall'arbitro. Difensore accanito, senza dubbio. Ancora altra situazione di post basso per Reyer, arresto in virata, mezza virata per Corato che poi fa uscire la palla e sull'attacco a recupero di Favaretto trova un Macri completamente libero in mezzo all'area, viene fermato solo dal fallo di Padovani. Macri, primo tiro libero, a segno. Fallo numero? Non ho visto se fosse di Pilone o di Padovani, mi sembrava di Padovani. A Pilone? Allora per Pilone è il secondo fallo personale. Marquette può giocare il suo isolamento di mano sinistra, si allunga, tabellone, 2 punti. Via step buttandosi indietro, mano sinistra, tabellone. Virtus Padova cerca qualche nuova soluzione in difesa per provare a mettere in difficoltà l'attacco reierino. Trova però una tripla anche se con poco spazio Favaretto ed è solo rete per lui. Ancora difesa aggressiva di Reyer che nega i blocchi lontano dalla palla, poi non riesce ad arrivare alla ricezione per Cavana. Altra palla rubata a Reyer e schiacciata in contropiede di Corato. Riparte Cavana, supera la pressione di Favaretto che poi però non si dà mai per vinto. Tocca la palla fino però a farla scivolare fuori dal campo. Arriva il cambio Virtus, entra Camara per Cavana. Rimessa Virtus da fondo campo da gestire subito dopo la pulizia del parquet, perché dopo il tuffo di Favaretto è rimasta una chiazza di sudore da asciugare. Carraro ad amministrare la rimessa. Pilone si trova una palla sotto canestro, tiro, errore, rimbalzo e si guadagna il fallo.
e i 2 tiri liberi. Bravo Pilone a non arrendersi dopo il primo errore e a riconquistare la palla. Si è ritrovato un po' troppo sotto canestro, se no secondo me avrebbe provato ad inchiodarla. Ah sì, era purtroppo Conoscendolo, infilato un po' troppo nel pertugio, se vogliamo è dirla difficile tutta. uscirne fuori. Assolutamente. Secondo tiro libero a segno. Importante adesso una difesa per Virtus per dare un po' di continuità a questi attacchi che stanno facendo un po' fatica a difesa schierata. Bisogna riuscire a partire dopo una buona prestazione nella metacampo difensiva. Marchetta a tenere 1 contro 1. Tiro sbagliato, rimbalzo, ma che 2 punti. Riparte subito Virtus. Marquette prova a dare un po' di ritmo, attacca a tutto campo, arresto, tiro dalla lunetta, sbagliato di poco in and out del pallone. E ancora Reyer a cercare Macri che sotto canestro sgomita e si guadagna i 2 tiri. Pilone costretto a sedersi in panchina dopo il 4º fallo personale. Macri, primo tiro libero, gira attorno al ferro ed esce. Comunque la percentuale mantenuta molto alta. Però sbaglia anche il secondo, rimbalzo di prepotenza. Errore e fallo ancora. Macri di nuovo, altro giro in lunetta. Poco attenta qui a rimbalzo Marquette che si fa rubare il tempo da Bonivento e gli salta in testa. Buono il primo tiro libero, secondo da tirare, un po' lungo. Toccata, rimbalzo e ancora carambola fuori, sarà possesso Reyer. Bisogna dire che la Virtus non sta neanche difendendo male, il problema è che Reyer fa 5 tiri mentre noi ne facciamo 1 e è difficile riuscire a tenersi su. Gavara dopo una palla rubata scappa in contropiede, toccata però sul primo tempo e riconquistata da Reyer. Tiro dall'angolo di Favaretto, lungo, altro rimbalzo Reyer, giocato il top pick and roll. Difesa che occupa bene lo spazio, la palla vola sotto canestro, Macri, errore, rimbalzo Marquette che riparte subito. Trova Camara in angolo, tiro e canestro da 2 punti col piede sulla linea, ma sempre canestro è. Situazione di blocco cieco in punta, poi la palla arriva a Macri che ribalta, gioca il pick and roll. Favaretto si infila ma pronte le mani del difensore a toccare la palla. Ha attaccato un recupero, alta la parabola e entra arrampicandosi un po' sul ferro. Ha lanciato, è entrata. Scagliata la palla, però preghiere accolte dai dei del basket. Adesso la situazione di pick and roll è giocata da Guevara, trova Carraro con spazio, ancora uno scarico, Padovani, tiro sbagliato ma il rimbalzo premia la buona azione. Altro tiro sbagliato, rimbalza ancora Virtus che purtroppo non viene controllato perché Padovani stava finendo fuori del campo e nel tentativo di non perdere il possesso della palla la ributta in campo ma viene trovata da un giocatore in maglia rossa. Altro cambio aggressivo, tiro difficile ma a segno di Favaretto a quasi lo scadere dei 24 secondi. Ancora una buona difesa Virtus che però non viene premiata per una piccola insufficienza nell'ultimo secondo. Intanto Carraro
guadagna un fallo e un giro in lunetta, visto il bonus esaurito dalla squadra ospite. Cambio in casa Reyer, esce Favaretto dopo ben 17 minuti giocati, entra col numero 49 Giangaspero e a dare un giro a Macri invece è il numero 60 Prodan. Esordio per tutti e due in questa partita, primi minuti in campo. Adriano a bersaglio, primo tiro libero, pronto anche Pietro Bedin sul cubo dei cambi per la squadra di casa. Buono anche il secondo e un giro per Adriano che lascia spazio a Pietro per dare un po' di fisicità in difesa, che sicuramente aiuta in questo momento. Ancora un attimo di respiro finché si asciuga il campo prima degli ultimi 40 secondi che ci porteranno alla pausa lunga. Si parte. Ultime due azioni probabilmente del quarto, se le due squadre vogliono sfruttare a pieno il tempo a loro a disposizione. Arriva, giocato il pick and roll con Corato, la difesa accetta il cambio, poi difficoltà a trovare spazio, tiro difficile contestato da Camara, il rimbalzo però è lungo e conquistato ancora da Reyer. Altra situazione di 1 contro 1, arriva poi il pick and roll, la difesa cambia, tiro difficile e sul salto della difesa per provare a impedire il tiro la ricaduta di Marquette un po' troppo in avanti, commette fallo sul tiro. Rimangono solo 5 secondi, anche meno, 4,7 sul cronometro per cercare un tiro per la squadra di casa. Bersaglio, primo tiro libero e anche il secondo. Entra dalla panchina Virtus Nicola Giovacchini, anche lui classe 2008, primi minuti in campo per lui, o secondi. Guevara a tutto campo, trova subito lo scarico per Giovacchini, toccata però dal difensore, il tiro non arriva al ferro e pausa lunga per noi, ci vediamo a breve.
Eccoci tornati dopo la pausa. Due squadre ancora in panchina che si preparano al rientro in campo. Intanto qua possiamo allietare con un paio di statistiche. Top scorer per la squadra di casa Giovanni Camara con 14 punti. Per lui 7 su 9 da 2 punti, 0 su 2 da 3, mentre per la squadra ospite il top scorer in questo momento è Francesco Corato, che ha fatto 17 punti in 15 minuti con il 100% dalla lunetta del tiro libero, 9 su 9, 4 su 7 da 2 punti e una tripla sbagliata. Si riparte adesso con la palla in possesso della squadra ospite. A gestire la palla subito Favaretto, gioca il pick and pop con Corato che poi attacca recupero, spin move per andare a destra, tiro è sbagliato, rimbalzo Natale, la palla esce ancora, tiro di Favaretto da 3 punti, è lungo e controllato poi da Marquette. Guevara a spazio, in transizione sbaglia la tripla, riparte subito di corsa Reyer, Eramo. Lavoro di Perni, tiro mano destra-sinistra, difficile con quell'angolo e sbagliato. Ancora 1 contro 1 di Guevara, tutto campo, arriva la palla in angolo, Padovani in and out con fiducia. Ancora in transizione, screen away e pick and roll. Difesa che cambia aggressiva ma leggermente in ritardo e commette fallo Francesco Padovani. Partirà con la rimessa dal fondo? No, dal lato per la squadra orogranata. Attenzione di Zipper per poi servire Corato, spalla e canestro, ricerca la mano destra anche dal lato sinistro, scavalcando i difensori e trova i 2 punti. La palla arriva a Camara in punta, gioca il pick and pop con Padovani, arriva il cambio della difesa, hesitation, pull up da 2 punti, Corato contesta il tiro che va lungo, riparte Iannuzzi, si allunga mano sinistra, il tiro è sbagliato, mi sembrava partenza al limite ma regolare. Camara con l'esitazione, serve poi Bettio sulla collaborazione. La palla danza sul ferro, ma alla fine decide di entrare. Ballerina questa palla, ballerina, è vero. È vero. Attenzione di uscite per Iannuzzi, che poi gioca sfruttando la fisicità, spalla canestro, la palla esce, Eramo, attacca e recupero. Terzo tempo rallentato, alza la parabola. Dietro il tabellone, difficoltoso. Tiro molto difficile, poi la transizione Virtus viene fermata dal fallo di Corato sul portatore di palla Guevara. Queste prime 2 azioni difensive la Virtus si fa trovare un po' più pronta a rimbalzo e riesce poi a correre, che è quello che le piace più fare. Qui la palla toccata da Iannuzzi, poi controllata però da Camara che attacca la palla, carambola in mano a Bettio, il tiro però è sbagliato. Situazione di sovrannumero, Reyer trova un tiro da 3 punti, Iannuzzi sul ferro, Corato svetta rimbalzo, sbaglia ancora però e poi corregge sul secondo rimbalzo in attacco. Svetta rimbalzo, mi è piaciuta. Svetta, direi che è simbolico. Fallo Eramo, attenzione. Marquette provato a puntare 1 contro 1, fermato probabilmente con un uso un po' troppo esagerato delle mani per una difesa fisica. A proposito di fisicità, Bettio un blocco piazzato, un blocco portante, solido, un muro portante si potrebbe dire. Poi però Iannuzzi con l'atletismo nega un appoggio facile a Bettio. Sull'uscita Camara trova il tiro però corto. Riparte in transizione, la palla arriva a Natale sotto canestro,
esce. Continua a essere solido, scusate, Bettio, Mela è il soprannome. Mela per gli amici, per gli allenatori. Però quello che non è per tutti sicuramente è la sua solidità. Difensiva in modo specifico. Anche qua è riuscito a non farsi spostare da una bella stazza, diciamo. Senza dubbio. Senza dubbio. Ed è molto forte fisicamente. Underrated, oserei dire. Underrated. Non da sottovalutare, mi raccomando. Aaron attacca. Giocato il pick and roll, difesa aggressiva al limite del fallo, tocca solo la palla però e sarà rimessa. Rimane nero-verde. E rimane nero-verde. Ancora Camara in punta, blocco lontano dalla palla, Marquette. Poi Bettio in emergenza deve forzare un tiro da 3 punti che però viene toccato dalla difesa e i 24 secondi scadono senza concedere un altro tentativo alla squadra di casa. Camara che poi viene sostituito da Cavana che fa il suo primo ingresso in campo in questa seconda frazione. Zipper invertito che poi crea una situazione di stagger per l'isolamento spalle di Iannuzzi. Fa uscire la palla, poi Corato la trova dentro lo smile e inchioda spiccando il volo da sotto canestro. Cavana riparte, la difesa gli tocca la palla, poi però l'ultimo tocco è suo e va subito a commettere infrazione di campo. Per cui il possesso ritorna a essere Oro Granata. Virtus aveva trovato un po' di ritmo che dopo alcune buone difese la faceva correre in attacco, che è sicuramente il modo in cui può esprimersi al meglio. E queste ultime 2 difese mancate poi la obbligano a attaccare difesa schierata, che diventa molto più difficile. Reyer ancora a ricercare Iannuzzi che poi restituisce la palla, gioca sul blocco di allontanamento, 1 contro 1 sulla linea di fondo e conclude il ferro. Dunk. Per ricordare anche termini in inglese. Cavana sulla pressione di Iannuzzi, arriva il cambio della difesa. Dalla regia mi dicono che si sente meno il mio microfono, quindi lo avvicino. Ancora fatica in attacco. Iannuzzi ha deciso di alzare l'intensità difensiva e di far passare le pene dell'inferno a chi porta sulla palla. Garon subito richiama i suoi all'attenzione per chiarire un paio di cose. Fa decisamente caldo qui a Urbano, soprattutto noi che facciamo la telecronaca dal piano più alto delle tribune e come si sa, anche piccola parentesi di fisica, che l'aria calda sta più alta dell'aria fredda e per cui qua sopra fa più caldo. Telecronaca anche costruttiva, esatto, e informativa per gli studenti che ci ascoltano. Non sappiamo se sia ancora in ascolto, ma nel caso un saluto al nostro grande amico Alessandro Tuzzi. Ciao Ale. Che adesso si trova in quel di Lumezzane con una vittoria schiacciante ieri in partita contro Legnano. Ti supportiamo sempre. Iannuzzi trova spazio da 3 dopo la fiducia ritrovata in queste ultime azioni. Il tiro sbagliato, ma il rimbalzo concede i 2 punti ancora di Corato da sotto canestro. Guevara a dettare un po' di ordine tra i suoi. La palla arriva a Camara che gioca il pick and roll. Altro cambio della difesa. Giocato l'1 contro 1 Padovani dalla media, tiro difficile che scheggia il ferro.
Poi in transizione Natale, scusate, tenta la soluzione da sotto il ferro, ottima difesa di Zeffi senza dubbio. Qua fretta il tiro purtroppo, secondo me. Marquette ha provato a dare un po' una scossa ai suoi con questa conclusione, che non va però. Camara legge in anticipo la difesa, scappa in contropiede, arriva però Iannuzzi a rimorchio e la spalma al tabellone. Poi riparte, trova Eramo da 3 punti e sono 3 punti a referto. Ancora Guevara a chiamare la situazione. Difesa aggressiva, spende anche un fallo sulla palla. Favaretto. Ora lo vediamo uscire. Arrivano un paio di cambi. In casa Virtus entra ancora Pilone per Padovani. Casa Reyer esce Corato dopo l'ottima prestazione di questi primi minuti di quarto. Entra Macri. E per Favaretto rientra col numero 45, perdonate la mia memoria scarsissima, Barbero. Ottima lettura di Camara che vede il blocco e giro del lungo. Marquette con la sua gravità tira tutta l'attenzione fuori dai 3 punti e così regala un appoggio facile al suo compagno di squadra da dentro lo Smile. Trovato Macri in punta al tiro libero con una partenza fulminea e soprattutto di gran fisicità. Camara qua va a guadagnarsi 2 tiri liberi, e dico 2. Camara sicuramente 2 gambe che gli permettono di accelerare da 0 a 100 in un istante e riesce a conquistarsi 2 tiri. Altro cambio Reyer, esce Eramo ed entra Zanchetta. Saranno adesso 2 tiri liberi per Camara. Primo trova solo la rete e vale 1. Stesso risultato per il secondo, 2 punti a referto. Riparte subito cercando il contropiede, prontamente fermato dai neroverdi. Aaron lotta sul blocco, la palla arriva a spalle, ancora scaricata, ripost per Natale, palla che esce di nuovo, tripla sbagliata, toccata a rimbalzo e conquistata da Virtus. Una bella difesa che ha coinvolto tutti e 5 i difensori, sempre in movimento a occupare gli spazi, molto bene la Virtus. Si va ancora a cercare Marquette, arriva poi side pick and roll, poi giocato situazione di blind pig, la palla arriva un po' alta per il roll di Pilone e purtroppo non viene controllata. Rientra anche Bonivento per Natale. Altro cambio Reyer che sta ruotando molto per mantenere l'intensità ben alta. Ancora situazione di pick and roll con Macrida bloccante. Riblocco ancora. Buona difesa aggressiva Gersi. Buona difesa assolutamente, che va a contestare il tiro. Poi però altro rimbalzo conquistato. Macri dopo forse un po' troppi secondi in area, ma evidentemente no, visto che l'arbitro non ha fischiato, e riesce a trovare i 2 tiri liberi. E Macri, che oggi non c'è mai andato in lunetta, ovviamente scherzo, si ritrova ancora sulla linea della carità. Stavo
provando a fare una battuta al mio collega, ma non mi segue minimamente. Sono distratto per problematiche tecniche. Ah, scusa. Può ripeterla? No, non serve. Non faceva ridere. Lotta furiosa a rimbalzo. Vediamo che si conquista questo possesso. Possesso virtusino. E si riparte. Sei risvegliato, sì. Sì. Altra situazione di Zipper, la palla arriva a Bedin. Poi si gioca per le uscite di Marquette, trova spazio da 3 punti. A segno. Prova a alzare un po' i giri, si fa sentire Marquette aggressivo su questo cambio, ancora ci prova con le lunghe leve sul pick and roll, cambio accettato, lotta Bedin, ottima difesa sull'1 contro 1, Buonissima difesa. poi intercettato il passaggio da Guevara, ci pensa un attimo, poi vuole ragionare, trovato Marquette con spazio, 3 punti ancora. Ancora aggressiva la difesa Virtus. Arriva il cambio della difesa. Reyer vuole giocare sul mismatch. La Virtus chiude gli spazi e sfondamento conquistato da Bedin. Al solito lui e la sua difesa. Molto lucido, si mette sulla linea di penetrazione con ottimi tempi e guadagna il Ragazzi, possesso. buon lavoro. Tenere i primi 2. Terzo fallo di Iannuzzi che è costretto a sedersi in panchina. Rientra Corato e anche Gian Gaspero per Bonivento. Ancora Guevara a gestire il pallone Virtus. Servito ancora Marquette. Poi cercato Bedin spalle, fermato solo dal fallo di Zanchetta. Ottima situazione per provare a sfruttare anche la fisicità di Pietro Bedin, che finora ha dato tanto in difesa, giustamente coinvolto anche in attacco. Si guadagna i tiri liberi. Scusate, ma gli under 17 continuano a distrarci con domande e richieste inutili. Solo rete, primo tiro libero, a segno. Si prepara sul cubo dei cambi Nicola Giovacchini per il secondo ingresso in questa partita. Anche il secondo tiro libero a segno con un po' più di incertezza. Sempre questa palla ballerina, no? Danzante. Cambio 2008 per 2008, quindi la media di età rimane la stessa. Anche un po' di matematica qui per voi. Multimaterica questa. Multimaterica, pazzesca questa. Lo so, forse usata anche nel... Bedin ancora! Altra rubata in difesa. Poi gestisce lui la palla. Giovacchini riservito Bedin che gioca, arriva sotto il ferro. Poi Marquette a provare a concretizzare questa azione. Parabola alta, secondo ferro. Però adesso Virtus inizia a alzare i giri e l'intensità difensiva si fa sentire. Arriva il cambio, trovato lo scarico. E Varra leggermente in ritardo, concede la tripla di Gian Gaspero. Però adesso la Virtus c'è, è viva e alzando un po' il ritmo può fare le proprie cose. Arriva Guevara, 1 contro 1, trova il roll di Pilone che va ad accarezzare il ferro. Un po' di dolcezza del nostro Pilone. Non è solo perché gli è scivolata, sennò sarebbe stata una... È vero, sarebbe stata una brutale inchiodata. Guevara giustamente spende un fallo, avendone ancora 2 di squadra da poter utilizzare. È bravo il nostro Aaron. Prontamente sostituito da coach Garon per evitare un ulteriore fallo da parte sua, mentre coach Buffo chiama il time out per provare a organizzare l'ultima offensiva di questo quarto. Ma vogliamo parlare di questo palazzetto ridipinto? Vogliamo parlarne? O basta ammirarlo? Ammiriamolo, davvero bello, assolutamente. Dà molta più vita questo verde acceso. E poi adesso purtroppo il LED è spento, ma
durante le partite della Serie B abbiamo anche delle fantastiche immagini da farvi vedere su presentazione dei giocatori che ci deliziano. Ci deliziano con fantastici. Ci stiamo perdendo. Mi sono distratto. Ci siamo distratti, scusate. Per gestire l'ultimo possesso, Reyer. Secondo te cosa faranno? Io andrei a cercare Corato, che in questo quarto ha dato un bello sprint ai suoi. Con 8 secondi. Arriva blocco zipper. Poi finto pick and roll, Vir. Con l'ottima pressione Carraro spende l'ultimo fallo a disposizione. Adesso sarà bonus anche per la squadra di casa. Sostituzione al volo, esce Marchette ed entra Camara. Solo 5,1 secondi sul cronometro per arrivare a un tiro. Arriva l'end-off, Vir, Camara contesta il tiro. Niente da fare. E il punteggio rimane di 80-55. Un quarto finito 18-16 per la squadra ospite. Nettamente in miglioramento rispetto ai primi due quarti. Direi la differenza maggiore fatta in difesa, visto il controllo dei rimbalzi, nettamente maggiore alla prima metà di partita. Eccoci ancora pronti a iniziare l'ultimo quarto di questa partita. Vi aggiorniamo intanto che sugli altri campi a Trieste Treviso è sopra di 14 punti a metà terzo quarto, mentre a Trento la squadra di casa è in vantaggio di 10 lunghezze su il Petrarca Padova. Iniziata anche l'ultima frazione. Situazione di ram screen. Camara che blocca per poi giocare il pick and roll di Pilone. 1 contro 1. Giovanni si allunga, mano destra. Non riesce a trovare il ferro. Riparte Reyer con il sovrannumero. Un'infrazione di passi perdonata dagli arbitri. Trovato lo scarico al tiro da 3 punti. Rimbalzo lungo, Corato. Da sotto canestro, Pilone si aggancia e purtroppo spende il suo quinto fallo cercando di impedire il canestro di Corato. 2 sostituzioni quindi Casa Virtus, oltre a Carraro per Guevara anche Gersi che sostituirà Zefi, che sostituirà Pilone, costretto a uscire per il quinto fallo personale. Corato ancora in lunetta a segnare.
Primo errore dalla lunetta per lui, ma dopo una serie di tocchi a rimbalzo la rimessa è assegnata ancora alla squadra ospite. Cross screen percorato, screen del screen, l'uscita di Eramo, cerca e trova il tiro dalla media, in faccia a Carraro, poi riparte subito, dare un po' di ritmo all'offensiva Virtus. Hand off con Giovacchini sulla pressione difensiva, vuole giocare il pick and roll, niente vantaggio, poi Camara legge molto bene la difesa e cerca un backdoor. Passaggio però toccato, la palla esce, Giovacchini ancora a infilarsi e trovare i 2 punti e i 2 tiri liberi, scusate. Bravo Giova. Bravi, un attacco paziente che gioca contro la difesa aggressiva, ha cercato un backdoor, poi ha attaccato un recupero fino all'ultimo secondo dei 24. Io scommetto sul 2 su 2. Scommetti sul 2 su 2 così? Ah, e il primo tiro libero non ti smentisce. Adesso vedremo il secondo. Non mi smentirà neanche il secondo. Con fiducia, con fiducia. Secondo leggermente lungo invece. Rimbalzo di Corato in mezzo a 2 difensori, ma Bedin lotta e purtroppo cercando la palla abbraccia il giocatore Reierino, commette un fallo, ma assolutamente un fallo che ci sta questo, di voglia e di garra da parte di Pietro Bedin. Ancora Corato a portare un pick, poi si apre, ribalta, vuole giocare contro il cambio della difesa. Ottima difesa di fisicità Virtus, poi si allunga Eramo infilandosi in mezzo a 2 difensori e appoggia il tabellone per 2 punti. Pronto a rientrare Isacco Marchetti per la squadra ospite. Bedin gioca bene senza palla sulla linea di fondo, sulla penetrazione di Carraro. Poi serve Zeffi che di mano sinistra, anche in allontanamento, trova il tabellone con l'angolo giusto per segnare. Ancora pick and roll, giocato Reyer, poi si apre Eramo che sbaglia, ma a rimbalzo Macri prende posizione e conquista un altro fallo che gli permetterà di avere un'altra rimessa dal fondo. Giovacchini sostituito, rientra Marquette. Ancora cercando di liberare il compagno, situazione di cross screen, però il blocco un po' troppo frettoloso e irregolare, sanzionato subito dall'arbitro e quindi la rimessa sarà nero-verde. Ancora Carraro a spingere, vuole giocare dando ritmo all'attacco, cercato il blocco e giro di Zeffi, poi Camara si mette in proprio, cerca il tiro corto sul primo ferro, palla poi esce e sarà rimessa Reyer. Fatica a trovare un po' di ritmo per entrambe le squadre in questo inizio di quarto. Riparte Reyer cercando di nuovo Macris, palla canestro, poi lo scarico per Eramo in angolo che gioca 1 contro 3 e arriva al ferro. Scappa subito Camara, trovato dalla media il suo tiro e va dentro. Mai sbagliato quel tiro, mai visto Camara sbagliare quel tiro. Arriva, spalla canestro, poi il raddoppio, Macris infila in mezzo a 2, Bedin ci infila una mano cercando il pallone ma trova solo il braccio. Rientro di Bettio, Capitan Bettio da un giro a Carraro.
Macri con il suo 17° tiro libero segnato. Una statistica interessante. Decisamente. E anche il 18° va a segno, tenendo la percentuale con un 11 su 18. Sostituito poi Macri e rientra Natale. Di nuovo raddoppi per alzare il ritmo della squadra ospite. Pressione elusa subito. Poi sul mismatch Camara si allunga. Hesi riattacca Corato che si alza leggermente sulle gambe. Viene lasciato dietro. Decisamente, capacità di accelerare molto efficace. Situazione di Bamberg pick and roll che regala un tiro a Zanchetta aperto ma sbagliato. Ancora Bedin a tenere pressione sulla palla. Zanchetta che prova a farsi spazio, spallacanestro, poi trova Eramo sullo scarico che non segna però. La palla vola ma il passaggio è leggermente fuori misura e nonostante Virtus faccia molto bene a cercare il contropiede, purtroppo questa volta non lo trova. Ancora ram screen giocato anche da Reyer, poi ha accettato il cambio della difesa che collassa in area. Corato attira la difesa e libera Eramo per il tiro da 3 dall'angolo che va a segno. Ancora Camara arriva fino in fondo, appoggia il tabellone, 2 punti. Sicuramente l'esplosività di questo ragazzo si sta facendo sentire in questi possessi. Reyer ancora giustamente a cercare il vantaggio fisico spallacanestro, poi Marchetto, ottimo lavoro in close out e tenere l'1 contro 1. Eramo step back dalla media, lungo, poi Natale si libera fisicamente di Bettio e servito sotto canestro. Corato trova 2 punti oltre che il fallo sul tiro. A dare un giro a Capitan Bettio rientra Francesco Padovani, mentre per la squadra ospite rientrano Favaretto e Iannuzzi. Alto tiro libero segnato da Corato. Camara vuole accelerare, tenuto dalla difesa di Favaretto, poi pick and roll giocato tra Marchette e Zeffi. Difesa aggressiva sui pick and roll di Reyer, toglie le linee di passaggio molto bene e Virtus deve accontentarsi di una rimessa laterale. Camara legge la difesa che taglia il blocco, poi servito Padovani dall'angolo, tiro sbagliato, cercato il rimbalzo che però non arriva, trovato sulla linea di fondo Bonivento che appoggia 2 punti ben giocando senza la palla. Camara ancora a ricreare spazio, si infila in mezzo a 2, si allunga di mano sinistra e trova il fallo di Natale. Sarà un giro in lunetta per lui. Primo tiro libero segnato da Giovanni. Per lui a segno anche il secondo, 23esimo e 24esimo punto per lui. Attenzione di Iverson poi per cercare Natale spallacanestro, gioca l'1 contro 1, arriva l'aiuto difensivo che intercetta il passaggio, poi Marchette a gestire la transizione, arriva il pick and roll, si infila in mezzo a 2, poi la palla toccata forse col piede dalla difesa, ancora Camara a giocare 1 contro 1 e a guadagnarsi il fallo.
Ultimo fallo a disposizione della squadra ospite prima di esaurire il bonus. Quindi sarà rimessa laterale per Virtus. Arriva Marquette, la palla con spazio a 3 punti, a segno. Non lasciate neanche un centimetro a questo ragazzo, perché vi ritroverete con 3 punti in più sul tabellino della sua squadra. Camara aggressivo, prova a toccarla, poi serve Corato che si allunga di mano sinistra ma sbaglia. Bedin a gestire la transizione, ancora Marquette con spazio leggermente lungo e fuori misura. Colpa mia assolutamente, scusa Isacco, l'avevo chiamata. Vuole giocare sul mismatch, Favaretto, buon aiuto della difesa, servito leggermente in ritardo sullo scarico, poi Annunzia il resto, tiro, alza la parabola ma il tiro è lungo. Riparte Camara, punta l'uomo a tutto campo, si infila in mezzo, si allunga, mano destra, tiro è sbagliato, poi a rimbalzo Zeffi si trova sulla strada di Iannuzzi che voleva ripartire in transizione e pur non volendo spende il suo quinto fallo. Verrà sostituito subito da Paoletti, mentre Giovacchini dà un giro a Camara. Nell'altra metà campo entra Prodan per Corato. Primo tiro libero a segno per Iannuzzi, secondo anche buono. Marquette gestire la palla. Pressione di Iannuzzi a tutto campo. Ancora mettere in difficoltà il portatore di palla Virtus. Poi servito Bedin sull'Iverson. Palleggio, arresto, tiro. E in ritardo Bonivento spende il fallo. Ottima lettura di Bedin che attacca subito. Nella situazione di Iverson gli lascia lo spazio per il palleggio resto e tiro, lui se lo prende. Primo tiro libero è buono. Secondo gira attorno al ferro, poi Paoletti riconquista la palla, Bedin talmente libero che era insicuro su cosa fare, apre il palleggio ma si trova circondato un secondo dopo da 2 maglie rosse che gli soffiano il pallone. Pick and roll, cambio della difesa, ricercato il mismatch ancora, ottimo aiuto dal lato debole di Giovacchini che intercetta il passaggio, conquistata poi la palla da Marquette che vuole attaccare, toccata da Iannuzzi e fatta uscire la palla. Ultimi 2 minuti e 23 da giocare, entrambe le squadre in bonus, sicuramente non è calata l'intensità neanche quest'ultimo quarto. Marquette attacca un recupero, trova Giovacchini fuori dai 3 punti, anche lui fa saltare il difensore, palleggio, resto, tiro, sbagliato di poco, riparte subito Reyer, fa volare la palla, poi Favaretto decide di giocare col cronometro, situazione di doppio pick and roll, poi uscita per Bonivento che trova spazio centro area col semigancio, appoggia il tabellone. Marquette a forza di spallate arriva fino a dentro lo smile e si guadagna 2 tiri liberi. Primi 2 tiri liberi per lui, se non sbaglio. Vediamo se la mia memoria scarsissima. No, la mia memoria non è così scarsa. Primi 2 tiri liberi per lui. Bravo il nostro Assegno il primo e anche il secondo. Ancora Favaretto, gestire, pressione di Marquette
che riesce a togliere le linee di passaggio, poi la palla arriva post basso a Bonivento che la fa uscire ancora. Natale da 3 punti, lunga, rimbalzo, parte, Bedin si arresta da 3 punti con fiducia, il tiro fuori misura però e sarà rimessa Reyer. Ultimi 80 secondi da giocare. Ancora la difesa Virtus però non cala di 1 centimetro. Ancora pronti, cambio aggressivo di Marquette, side step di Iannuzzi che si crea spazio, il tiro però è sbagliato. Ripartenza Virtus, la palla arriva a Marquette, Iannuzzi si allunga e riesce a toccargliela per poi allungarsi e appoggiare a tabellone 2 punti. Poi cercando ancora di rubare un altro pallone, Iannuzzi spende un fallo in bonus e Marquette farà un altro giro ai tiri liberi. Primo leggermente corto, anche un po' di stanchezza probabilmente in questi ultimi secondi. Il secondo a bersaglio e poi entra Guevara per questi ultimi 47 secondi ed esce Marquette dopo una buona prestazione, sicuramente di intensità per tutti i minuti in cui è stato in campo. Vuole giocare col cronometro, arriva una situazione di uscita per Iannuzzi, buona difesa di Bedin che ci mette il fisico, non permette di creare un tiro a Iannuzzi, poi vorrebbe passare la palla a skip sul lato debole mentre il suo compagno vorrebbe tagliare a canestro e sul malinteso la palla finisce fuori dal campo. Ultima azione per i padroni di casa, ultimi 22 secondi da gestire. Ancora non molla 1 centimetro Iannuzzi, pick and pop, Padovani trova il tiro da 3 punti, poi a rimbalzo Bedin lotta, la cattura e subisce il fallo di Bonivento. Fino all'ultimo secondo Bedin non vuole mollare. Saranno probabilmente gli ultimi 2 tiri della partita. Primo a segno per Pietro. E secondo sbagliato di poco, Paoletti lotta per conquistare il rimbalzo, poi però non la controlla, la palla finisce oltre la linea di fondo. Palla che verrà rimessa, ma non tirata a canestro. La partita finisce sul 103-74. Gran prestazione da parte della squadra ospite che fa sentire la sua fisicità. In casa Virtus purtroppo non è riuscita a gestire per tutti e 40 minuti il ritmo che voleva avere. Sicuramente si sono visti dei momenti in cui la squadra ha lottato alla pari, ha avuto la meglio però la squadra rosogranata sull'interezzo della partita. Prossimo appuntamento sarà in trasferta e si andrà a giocare tra 2 settimane dopo il turno di riposo. Colpa mia, scusate, si giocherà di nuovo in casa dopo il turno di riposo con Petrarca Padova, derby, per cui ci vedremo qui tutti al palazzetto di Rubano. Il 3 febbraio vi aspettiamo alle 7:45. Un saluto
Mario Visentin, Nicola Sirimano.